Nel primo aggiornamento delle 13 di questo 25 marzo 2011 vogliamo ricordare che solo 50 minuti fa è arrivata la notizia a Pignataro Maggiore del rigetto da parte del Tribunale del riesame dell'istanza di scarcerazione dell'ex sindaco di Pignataro, l'avvocato Giorgio Magliocca. In questo momento il Tribunale del riesame avrebbe confermato il pericolo di inquinamento delle prove nel caso Magliocca fosse stato scarcerato, ma c'è di più. Pare abbia giocato un ruolo fondamentale nella decisione di trattenere Magliocca in carcere a Santa Maria Capua Vetere. Ha giocato un ruolo fondamentale l'equilibrio con il pentito Giuseppe Petrone, perché il sindaco Magliocca avrebbe detto di non conoscerlo, ma grazie a una serie di riscontri e di prove comparative è risultato l'esatto contrario, cioè il sindaco conosceva benissimo il pentito afferente al clan legato Giuseppe Petrone. Questo sarebbe il punto più importante, ma sappiamo anche che il Tribunale del riesame appunto ha confermato che ci sarebbe pericolo di inquinamento delle prove da parte del Magliocca se tornasse a Pignataro Maggiore. Vi diremo di più, avevamo già preannunciato nelle ore appena trascorse la pericolosità appunto di avere una amministrazione ancora in funzione, ancora in piedi, perché l'amministrazione ha rifiutato, non ha voluto dimettersi, e questo ha creato grossi problemi al Magliocca. Ci spieghiamo molto meglio e in maniera più semplice. Se non ci fosse stata più un'amministrazione, il Magliocca non avrebbe potuto inquinare alcuna prova, non avrebbe potuto esercitare alcuna pressione su nessuno, perché non avrebbe avuto più la sua amministrazione. De facto il Magliocca, anche se sindaco dimissionario, è comunque il leader di uno schieramento politico tuttora in funzione, tuttora in piena attività. Questo probabilmente ha influito tantissimo sulla decisione del collegio del riesame. Se non ci fosse stata amministrazione, se non ci fosse stato più la giunta di Magliocca, la maggioranza di Magliocca non avrebbe avuto il cuscinetto sul quale fare pressione e quindi esercitare questo potenziale inquinamento delle prove. Questa è Pignataro Nova, continuate a seguirci, fra qualche ora interviste, impressioni a caldo e approfondimenti. L'ex sindaco di Pignataro Maggiore, Giorgio Magliocca, resta in carcere, questa è la notizia del giorno. Da noi soltanto la verità, grazie.